7:26 di martedì 6 giugno, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Emanuela Corsi, buongiorno. Oggi parleremo di movida spaccatimpani, di donne che sono ai vertici delle aziende, quelle siciliane più di tutte le altre. Avremo in studio Mario Venuti che ci presenterà in anteprima il suo nuovo Napoli-Bahia, ma per voi che state per uscire un'occhiatina al meteo, è il 6 giugno, ma è come se fosse pieno inverno. Pensate che maggio appena trascorso è stato il maggio più piovoso dal 1921 e piogge e temporali ci saranno per tutta la giornata e oggi preparatevi, uscitevi con l'ombrello. Quindi la protezione civile ha previsto un'allerta gialla che ormai è consuetudine per 8 regioni, Sicilia inclusa. Da noi si contano già i danni alle coltivazioni di grano, frutta, ortaggi e il grido d'allarme di Coldiretti. Dicevamo questa preoccupazione per la movida violenta a Palermo non è il primo caso e non è purtroppo neanche l'ultimo. Temiamo c'è stato un pestaggio in centro ai danni di un quindicenne da parte di altri ragazzini che gli volevano rubare il cellulare. Vediamo. Picchiato selvaggiamente. Nella Palermo di notte, quella che a volte diventa violenta e feroce, c'è un'altra vittima di pestaggio. Sabato notte un ragazzo palermitano stava uscendo dalla discesa dei Giovenchi con un coetaneo. All'incrocio con via Macheda è stato fermato da 4 ragazzi, 3 maschi e una femmina di età compresa tra i 20 e i 25 anni che volevano impossessarsi del cellulare del giovane. Dopo il no del giovanissimo è scattato il pestaggio, contusioni, volto tumefatto, denti spaccati. Il ragazzo, ancora in stato di shock, non è stato in grado di ricostruire perfettamente la dinamica dell'aggressione. La sorella del quindicenne ha lanciato un appello social al fine di trovare i balordi che hanno compiuto questa violenta aggressione. Sono qui per chiedere con il cuore in mano un aiuto da parte di tutti. Chi sa qualcosa deve parlare. In piena notte, dopo aver subito l'aggressione, mio fratello, col volto sanguinante, ha cercato aiuto andando verso il Teatro Massimo, trovandosi 2 carabinieri che lo hanno soccorso immediatamente. So che si tratta di una zona super frequentata, soprattutto a quell'ora. Quindi, per favore, un video, una testimonianza, anche in forma anonima, potrà permetterci di risalire a queste bestie. Aiutateci. E oggi in via Macheda alcuni commercianti ci confermano che questa strada, piena di turisti fino al tramonto, diventa poi nella notte pericolosa. Soprattutto ci sono le traverse che sono proprio indicibili, ma quello che fa più paura è vedere questo abbandono senza una presenza reale. Non so se la notte appunto è transitata anche da polizia comunque, perché di giorno ne passano tantissimi e infatti dico la situazione è molto sotto controllo. Nel caso invece della notte penso che se realmente è così che ci sono diverse aggressioni si dovrebbe aumentare comunque la vigilanza. A breve la famiglia del ragazzo picchiato sporgerà denuncia verso ignoti, ma un fascicolo è già stato aperto d'ufficio dai carabinieri. E tra poco ci sarà il nostro approfondimento sulla movida molesta, non soltanto a Palermo, un po' in tutte le città ci sono anche delle decisioni da parte della magistratura molto interessanti. Nuove amministrazioni, il sindaco catanese Trantino si è insediato ufficialmente e prepara la nuova giunta. L'incarico è il dare a qualcuno il compito di prendersi cura di qualcosa. Enrico Trantino è ufficialmente il 32esimo sindaco di Catania, l'8º eletto direttamente dai cittadini catanesi. L'avvocato penalista, 59 anni, si è insediato formalmente ricevendo la fascia tricolore in municipio tra numerosi esponenti della coalizione di centrodestra che lo hanno sostenuto e davanti agli occhi emozionati dei figli e della moglie. Io ho chiesto a tutti quanti gli amici: strattonatemi nel momento in cui doveste vedere che io stia cominciando a considerare la carica come strumento di potere. Non dovrà mai essere così e non sarà mai così, perché mi conosco e so che non sarà così. Enrico Trantino, sin dal giorno della sua elezione, ha cominciato a lavorare per rimettere in moto la macchina amministrativa. Già la scorsa settimana, senza aspettare l'insediamento ufficiale, mi sono recato a Roma per confrontarmi con i tecnici dell'ANCI sui temi di bilancio e sui temi di personale. Nello stesso tempo per chiedere un aiuto per quanto riguarda il piano nazionale di ripresa e resilienza, perché naturalmente in questa corsa contro il tempo ci possono essere anche degli equivoci interpretativi che vorremmo fugati. Pronte anche le prime interlocuzioni istituzionali.
Giorno 9 verrà il ministro Piantedosi per un comitato straordinario sulla sicurezza indetto dal prefetto su nostra sollecitazione. Domani passerà il ministro Salvini che mi vuole incontrare ufficialmente, al quale noi riproporremo la questione del nodo Catania che ci interessa per restituire il waterfront alla città. Ho chiesto un approfondimento del dossier forse più scottante, quello sul tema dei rifiuti, per superare alcune criticità. Trantino corre e adesso chiede anche ai partiti di accorciare i tempi per le indicazioni dei nomi degli assessori che completeranno la sua giunta. Sulla giunta di città non so se già domani indicherò i primi 5 per cominciare a essere operativi. Ho chiesto ai partiti di mettermi nelle condizioni entro il fine settimana di poter avere la giunta al completo, spero di poterla avere. Ha chiesto qualcuno in particolare, qualche nome di tecnico, di personalità politica per ricoprire ruoli più delicati, bilancio, piano urbanistico? Io ho chiesto che mi consentano di nominare un assessore in, chiamiamola quota mia, quindi di mio personale riferimento da destinare a uno dei comparti che è stato indicato, non dirò quale, e quindi con un ruolo un poco più tecnico, più ancora che politico. Dopo la consegna della fascia tricolore, la firma nel libro d'onore del comune e l'omaggio al gonfalone della città, Trantino si è poi recato in cattedrale per l'offerta a Sant'Agata. Questo a Catania, a Taormina, nel mirino del neosindaco De Luca, i grandi eventi, la gestione di Taormina Arte lo ha fatto al punto su Telecolor. Cateno scatenato. Il nuovo sindaco di Taormina adesso vuole conto e ragione e dai microfoni del punto su Telecolor tuona contro quelli che lui chiama i buffi di questi ultimi anni. La prima meta turistica siciliana, centro di arte e cultura, necessita di una riorganizzazione complessiva che parta dal comune. E allora Scateno non perde tempo. Alle porte dell'estate il primo obiettivo è fare cassa anche con i grandi eventi del Teatro Antico che da Taormina transitano senza lasciare nulla nelle casse pubbliche, a detta del nuovo sindaco. L'altro giorno sono stati un giro a conti fatti di 300.000 euro. Scusate, ma 300.000 euro ne pagano forse 10.000 per il teatro perché ora hanno aumentato un pochino il canone. Dopodiché il comune di Taormina ci siamo trovati io anche a fare il vigile urbano perché ne abbiamo 2 e gli altri ce li ha concessi la polizia metropolitana. Dopodiché non avete idea ovviamente quello che rimane perché 4.000 biglietti sostanzialmente era il massimo ieri, l'altro ieri quando ci sono stati in moda. Scusatemi, e io che sto a fare? Taormina, giugno, luglio, agosto non ha bisogno di food e malavindeta. Parliamoci chiaramente. L'obiettivo sono gli organizzatori degli eventi e dei concerti che dal canto loro si dicono disponibili al dialogo ma rifiutano l'idea di fare solo cassa, spiegando che la ricaduta sul territorio tra hotel, cene, parcheggio e tassa di soggiorno equivarrebbe a 7 volte circa l'incasso di ogni singolo evento. Ma De Luca non ci sta. Per andare al Teatro Greco si passa dalla strada di cui è proprietario il comune di Taormina, tanto per chiarirci, per cui domani notifico già questa decisione che si apra subito un tavolo immediatamente perché non intendo più spendere un solo euro, faccio un'ordinanza e non faccio passare più nessuno e così facciamo ridere l'Italia. E poi bisogna mettere mani al caos tra le vie della cittadina, soprattutto nei mesi estivi. Credo che tutti sanno che se passeggi nel corso principale di Taormina fino alle 10, 10 e mezzo c'è una situazione incredibile, 20-30 mezzi di carico e scarico, non solo, anche col servizio di raccolta dei rifiuti che blocca totalmente Taormina e ovviamente questo non è consentito. De Luca annuncia che non si insedierà nel CDA della Fondazione Taormina Arte, di fatto a maggioranza regionale, e non risparmia neppure il presidente Schifani che domani dovrebbe fare visita all'ospedale di Taormina. Prepareremo la delibera per uscire da Tao Arte in quanto il comune non ha conferito neanche i suoi beni, quindi ci troviamo con una situazione paradossale, dei beni che sono finalizzati al raggiungimento di obiettivi che non sono stati però conferiti, ma nessuno se n'è accorto. A questo aggiungo che il bilancio di Tao Arte del 2023 non esiste, per cui si sta agendo in questo momento a colpi di penna, tanto siamo abituati a pagare i buffi di queste situazioni. Comincia la calda e lunga estate di Taormina con Scateno protagonista. Alle 7.35 ancora Buongiorno Sicilia, vediamo con Emanuela quali sono i quotidiani siciliani di oggi. Allora partiamo da Repubblica Palermo e
parliamo di intanto l'apertura dedicata agli sprechi di servizi e inchieste, il pozzo nero dell'AMAP. Questa è l'apertura, però il tema che sicuramente ci interessa, anche perché sarà appunto un argomento che tratteremo oggi, è la mala movida che dilaga in centro. Siamo a Palermo, l'aggressione di sabato scorso riaccende i riflettori sulle risse, agenti insufficienti. E poi questo allarme, la bravata di un ragazzino verso la soluzione, il mistero della fucilata in via D'Annunzio. Tra poco vediamo all'interno, intanto leggiamo ancora: isola pedonale a metà, nell'estate di Mondello vincono i commercianti, e poi c'è questa fotonotizia, la storia di quest'uomo che è il Forrest Gump siciliano, si chiama Vincenzo. Ancora andiamo a vedere all'interno quindi l'approfondimento sulla mala movida che dilaga nel centro storico, troppo pochi gli agenti per contrastarla. L'aggressione di sabato non è un caso isolato, nelle scorse settimane i residenti hanno chiamato le forze dell'ordine per le risse. La comandante della polizia municipale dice adesso si aggiungeranno anche le borgate marinare di Mondello e Sferra Cavallo. I carabinieri intanto hanno visionato le telecamere di via Macheda, appunto dove è stato picchiato questo quindicenne, per identificare i 3 aggressori, e poi il potenziamento della videosorveglianza in città deve ancora entrare nella sua fase esecutiva. Ad oggi ci sono soltanto 700 occhi elettronici che evidentemente non sono sufficienti. E poi il giallo. La fucilata di via D'Annunzio, dietro al colpo di carabina c'è la bravata di un ragazzino. Andiamo a leggere la bravata di un ragazzino che voleva solo provare a sparare con un fucile ad aria compressa e il mancato controllo da parte del proprietario dell'arma. La fucilata di via D'Annunzio non è più un giallo. Dopo quasi 3 mesi, l'episodio che ha preoccupato molto i residenti della strada, a 2 passi da via Libertà, siamo proprio in centro a Palermo, ha finalmente una soluzione. Non c'è l'ufficialità di polizia e procura, ma dietro al colpo di carabina che ha bucato la porta finestra della camera da letto di una studentessa universitaria ci sarebbe appunto il gesto inconsapevole. Mamma mia! Per fortuna è andata bene, non è successo niente. Non è successo niente. I poliziotti del commissariato Libertà, la questura e la procura ancora però non confermano questa versione. La ricostruzione l'ha fatta, diciamo, Repubblica, attraverso poi sentendo anche le varie testimonianze. Poi l'isola pedonale a Mondello, isola pedonale a metà, nell'estate di Mondello vincono i commercianti, perché secondo loro si fanno più affari se ci sono le auto e non se c'è l'isola pedonale. Quindi il divieto non partirà dalla piazza ma all'altezza della farmacia e si interromperà nella zona di un bar. Meglio la doppia fila, dicono i commercianti. Evidentemente questo facilita il commercio. La Sicilia di oggi. Allora, intanto vediamo Terra Mia, la giornata mondiale dell'ambiente per riflettere su inquinamento ed emergenza clima. Sicilia a rischio. E poi Mister Bianco e Motta, vittoria ecologista, l'impianto Oikos dalla CGA, no all'autorizzazione per la discarica che doveva nascere al confine tra i 2 centri etnei. Ora però si ripropone la questione dello smaltimento dei rifiuti. E ancora vediamo altre notizie nel taglio alto. In aula l'ex sindaco nisseno Campisi, la mia amministrazione nel mirino di Montante e dei paladini antimafia. Ancora politica, le grandi manovre nel centrodestra, Lombardo e Cuffaro alleati ingombranti, tra veti e strategie è già tempo di europee. Andiamo a leggere ancora Confindustria Sicilia, adeguare le tariffe per essere da sponda alla sanità pubblica, e poi ci sono notizie nazionali, si parla di PNRR. La trattativa con l'Europa, Fitto a sorpresa a Bruxelles, avvia i confronti sulle modifiche sullo sblocco della terza rata. E poi c'è anche sullo sfondo l'emergenza sbarchi, Tunisi, visita lampo di Meloni in campo aiuti e piano Mattei perché il governo non cada.
Allora, parliamo un po' di ambiente. L'incubo meteo fa paura. La Sicilia, regione a rischio. Addio alle auto più vecchie. Il quadro italiano viene fatto in questo report di Legambiente sugli eventi estremi. Il governo punta a zero carbone già nel 2024. E poi c'è il piano green della Meloni. Dicevamo che la Sicilia è una delle regioni più a rischio. Intanto in casa nostra si cerca di prevenire tanti disastri naturali. Leggiamo, quest'anno, ricorda Legambiente, gli allagamenti da piogge intense sono la tipologia di eventi estremi che si è verificata con più frequenza, con 30 episodi contro i 16 dei primi mesi invece dello scorso anno, del 2022. Le regioni più colpite sono Emilia-Romagna, Sicilia, Piemonte, Lazio, Lombardia e Toscana. E poi c'è questo sondaggio che è molto interessante. Che cosa preoccupa di più gli italiani a proposito dell'ambiente? Sono proprio i cambiamenti climatici. Questa è la risposta che hanno dato. Diciamo che preoccupa di meno invece l'inquinamento elettromagnetico. E poi in Italia l'incubo dei virus, più infezioni legate al clima. Ne abbiamo parlato ieri nel telegiornale, sì, infatti. Sì, dalla malaria alla febbre West Nile, l'allerta dei medici, le zanzare sono i principali vettori insieme con pappataci e zecche, effetto Covid sulla consapevolezza. Allora andiamo avanti, invece vediamo la pagina di Catania della Sicilia, vediamo questo abbraccio tra Enrico Trantino e Maurizio Caserta. Trantino qui per servire la città. Il sindaco si è insediato a Palazzo degli Elefanti, amore e devozione, e poi questo saluto appunto con lo sconfitto del centrosinistra, anzi del campo progressista. Il toto assessori, Certi Petralia di Forza Italia, Lombardo di Fratelli d'Italia, Gelsomino per quanto riguarda la Lega e Marletta della DC. Gli altri nomi invece sono in ballo. Andiamo a vedere appunto questa giornata di Enrico Trantino a Palazzo degli Elefanti con la fascia tricolore. Qui vediamo una foto dove c'è tra l'altro accanto a lui Piero Mattei, il commissario che appunto ha guidato, ha traghettato il comune. Il sindaco Trantino si insedia e promette: il mio impegno è non tradire mai Catania. Ha fatto il suo ingresso a Palazzo degli Elefanti e indossato appunto per la prima volta la fascia tricolore. Poi lo abbiamo visto anche nel nostro servizio, l'omaggio a Sant'Agata e una preghiera per la città. La Sicilia oggi propone anche un'intervista appunto a Mattei con questo, dopo il passaggio di consegne, che dice fatto il possibile per la città nonostante il dissesto. E poi a proposito dei nomi, il totonomi, ecco, per quanto riguarda gli assessori, Giunta, Faida in Forza Italia, Pogliese un solo dubbio, e poi Lady X invece per i lombardiani, l'Azzurro Petralia avanti ma sottomarchio niet di Falcone. Sui due nuovi di Fratelli d'Italia, Certa Lombardo, ballottaggio tra San Giorgio e Barresi. Vediamo allora questi nomi che potrebbero comporre appunto la rosa che amministrerà la città assieme a Trantino: Sergio Parisi che rientrerà appunto in giunta, Alessandro Porto, Andrea Guzzardi, Alessandro Chisari, Giovanni Petralia, Melania Miraglia, Salvo Tomarchio, Antonio Villardita, Massimo Pesce, Viviana Lombardo, Luca San Giorgio, Andrea Barresi, Giuseppe Gelsomino e Giuseppe Marletta. Giochi quasi fatti, leggiamo ancora. Per gli altri la Lega punta su Gelsomino, fedelissimo di San Martino. La DC di Cuffaro ha già scelto, designerà l'avvocato Marletta. E poi c'è l'MPA che pensa ad una donna, così come ha chiesto Trantino, però sarà un nome di alto profilo, ecco, non sappiamo ancora chi, ma questo è l'annuncio. La Gazzetta del Sud, vediamo le due fotonotizie. Intanto il ponte, oggi Salvini sarà a Messina, a Roma la nuova Stretto SPA, mentre il ministro, leggiamo, sarà all'iniziativa della CISL dedicata al ponte sullo Stretto. A Roma prima assemblea dei soci appunto di questa società. E poi il caso di cronaca
cronaca di questo aliscafo che affonda una barca a vela, coppia e bimba sono stati salvati in mare. Caspita, questo è a Lipari? A Lipari, collisione al largo di Lipari, poi è stata aperta una inchiesta. E poi vediamo l'apertura dedicata all'ATM, pensiline e sosta del futuro, la rivoluzione per i parcheggi a Messina. In tempo reale sapremo quali sono gli stalli liberi, quindi tutto più smart, ecco, anche per quanto riguarda il parcheggio. E poi questa notizia che approfondiremo con la stampa nazionale: la Corte dei Conti contro il governo, dallo scudo erariale selvaggio allo stop ai controlli in itinere, solo danni per i cittadini, dice la Corte dei Conti. Però la Premier tiene il punto e Fitto va a Bruxelles per trattare, come sentivamo, sul PNRR. E poi vediamo questa macchina del ponte che si rimette in moto. Dopo le mosse della politica, ora gli step chiave a partire dall'aggiornamento del progetto. Diversi nodi da sciogliere in questi mesi, da quello degli espropri alla copertura economica. E poi andiamo ancora a vedere un'altra notizia per quanto riguarda la politica regionale. Schifani è pronto a licenziare 3 assessori. Trattative serrate con gli alleati di maggioranza per sciogliere i nodi politici e rilanciare l'azione della giunta siciliana. Il governatore dice: più che un rimpasto sarà un restyling, faremo una valutazione ad ampio raggio. Sulla graticola ci sono questi nomi: Turano, Scarpinato e Falcone. Sotto osservazione anche l'assessore alla sanità Giovanna Volo. E poi stesso argomento lo troviamo qui nel Giornale di Sicilia, che ci apre direttamente regione il bisturi di Schifani. Vedremo nei prossimi giorni. Benissimo, Emanuela, grazie. Adesso Prego. facciamo una breve pausa, fra poco la rassegna stampa nazionale. State con noi. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza Ed Emanuela Corsi. con i quotidiani nazionali, cara Emanuela. Partiamo dal Corriere della Sera, Michele, e c'è una fotonotizia. Intanto vediamo Paolo Maldini che ci ha fatto tanto sognare. Ecco, Maldini verso il divorzio, rivoluzione al Milan. Questo è un fatto abbastanza singolare, però diciamo l'apertura è legata alla guerra in Ucraina, all'esercito di Kiev all'attacco, la guerra, l'annuncio, abbiamo guadagnato posizioni e Prigozhin accusa i russi, ci hanno sparato. E poi c'è quest'altra notizia, il cardinale Zuppi in Ucraina per la pace, si lavora anche per una visita a Mosca. Altre notizie in prima pagina, i controlli sul PNRR, oggi c'è il voto di fiducia chiesto dal governo, tensione alle stelle invece con la Corte dei Conti. Ricordiamo che questo voto di fiducia è per ottenere in sostanza la cancellazione del controllo della Corte dei Conti sulla gestione appunto dei fondi del PNRR. Sarebbe questo un po' l'oggetto del contendere. Poi sono i 100 giorni di Elly Schlein, da quando è stata eletta appunto come segretaria del partito, del PD, i 100 giorni difficili, scrive appunto il Corriere. Poi c'è questa notizia che ha fatto tanto discutere, cioè il Gay Pride nel Lazio, niente patrocinio da parte della regione, bufera per la scelta di Rocca, perché sarebbe vicino a delle posizioni che vorrebbero l'utero in affitto, e quindi la regione Lazio ha detto no all'utero in affitto, niente patrocinio. Allora, andiamo a vedere invece all'interno, in primo piano, la guerra in Europa, chiaramente si infiamma la linea del fronte, prove generali di controffensiva. I russi respinto un grosso affondo, gli ucraini un fake, ma aumentano i colpi e i movimenti di truppe. E qui vediamo anche alcune immagini. Poi visto da Mosca sostiene di aver inflitto pesanti perdite, 16 tank e 300 soldati fuori combattimento. Vediamo noi in questa foto un'immagine tratta da un video diffuso dalle autorità russe, un mezzo militare ucraino viene colpito dalla regione
di Donetsk. In una nuvola di fumo che non è che faccia capire moltissimo, comunque. Poi parla l'ex presidente ucraino Poroshenko, dice sarà un attacco multiplo, il miglior mediatore è il nostro esercito. L'ex leader: ho speso 70 milioni di tasca mia. Andiamo a vedere ancora altre, qui ci sono appunto delle foto, vediamo, leggiamo qui sopra, ci sono i soldati ucraini sulla linea del fronte nei pressi di Bakhmut nella regione del Donbass, e sotto invece c'è Zelensky con il ministro degli esteri britannico Cleverly ieri in visita in Ucraina. Poi andiamo a vedere invece questa notizia: Zuppi che va a Kiev nell'ora più difficile, la pace non resti soltanto un sogno. Il cardinale inviato dal Papa ha visitato Bucha e incontrato politici. Oggi vedrà Zelensky. Andiamo a vedere qualche numero. Quindi è cominciata la missione del Vaticano. Il Papa va avanti su quella linea, vuole insomma la trattativa, vuole la pace. Ecco. 19.505 sono i bambini ucraini deportati in Russia per Kiev, e poi 8.983 le vittime civili in Ucraina dall'inizio della guerra, 485 i bambini ucraini uccisi dall'inizio del conflitto, secondo i dati di Kiev. Sono dei dati che ovviamente ci lasciano sempre più insomma sconvolti. Poi la diplomazia, il capo della CEI, dicevamo, il Papa ci aiuta a non essere rassegnati, dobbiamo inventarci di tutto. Poi sempre nel Corriere vado a prendere un'altra notizia, questa di cronaca, perché si va avanti con le dichiarazioni di questo omicida che ha detto: non provavo rabbia o voglia di vendetta, ho ucciso Giulia senza un motivo. Impagnatiello che ha mostrato agli inquirenti poi qual era l'arma, ho lavato il coltello, poi l'ho rimesso a posto. Queste sono le dichiarazioni agghiaccianti appunto di quest'uomo che ha ucciso la compagna e il bambino che doveva nascere. Poi il PNRR, lo scontro arriva in aula, oggi ci sarà il voto di fiducia appunto sul decreto, i limiti alla Corte dei Conti, l'opposizione attacca la Metsola con l'Italia, dice buoni scambi di vedute. Qui c'è appunto il ministro Fitto a colloquio con la presidente del Parlamento europeo appunto Metsola. La Repubblica di oggi, l'ora dell'attacco, in Ucraina al via la controffensiva contro i russi lungo le 3 direttrici Donetsk, Bakhmut e Mariupol, in azione aerei e carri forniti dall'alleanza. L'obiettivo è tagliare a sud il corridoio che unisce la Russia alla Crimea occupata. E poi la Wagner di Prigozhin dice perdiamo terreno. La Repubblica è l'unico quotidiano che oggi dichiara il via, che è partita la controffensiva annunciata da tempo da Zelensky. Gli altri quotidiani sono ancora più prudenti, dicono prove di controffensiva, si avvia la controffensiva. La Repubblica dice che è già partita. Il titolo già è esaustivo, l'ora dell'attacco. Il cardinale Zuppi vola a Kiev. Prima ascoltiamo gli aggrediti, poi vuole andare anche in Russia. E poi vediamo invece nel taglio alto ancora il Papa: la difesa del clima è un bene comune, l'udienza con il gruppo Gedi per il festival sull'ambiente di Green and Blue. Poi andiamo ancora a vedere all'interno, ecco, come dicevi tu, la Repubblica è chiara, è il D-Day di Zelensky, con i Leopard occidentali parte l'offensiva di Kiev. Dopo mesi di preparativi, al via l'attacco per cacciare i russi nel Donbass e nel sud verso Mariupol. Gerasimov sul posto per guidare le difese nelle terre occupate. Nuovi litigi nella leadership di Putin. E qui vediamo appunto questa controoffensiva, gli attacchi, gli ucraini stanno tentando tanti piccoli attacchi sulla linea del fronte per capire dove i russi sono più deboli. Qui vediamo anche queste frecce in blu.
E poi al nord di Bakhmut una delle due direttrici principali d'attacco va verso Soledar, occupata dai russi. Gli ucraini premono attorno al terreno che fino a poco tempo fa era loro, e poi il corridoio verso il mare con l'offensiva verso Novodonetsk. Kiev punterebbe ad arrivare fino alla costa, a Mariupol, soprattutto per tagliare il corridoio di terra, come dicevamo, che unisce la Russia alla Crimea. Per ora sono ipotesi molto realistiche, ma ipotesi. Qui vediamo proprio in rosa tutti questi, diciamo, la fascia, ecco, su cui si incentra questa controffensiva. E poi durerà diversi mesi l'analisi, ora i primi assalti per trovare le falle nelle difese di Putin. Ancora la missione di Zuppi, vediamo un po' qua, intanto vediamo cosa sta succedendo, anche questa immagine di distruzione, un bombardamento, ecco, nel Donetsk, missione, dicevamo, di Zuppi in Ucraina. Il Papa vuole una pace che sia giusta, la tappa iniziale del capo della CEI è inviato di Bergoglio a Kiev, prima ascoltiamo le istanze degli aggrediti, poi volerà a Mosca e forse anche negli Stati Uniti e in Cina. Poi andiamo ancora, ecco, a vedere questa notizia, il caso Rocca toglie il patrocinio alla Roma Pride, Schlein e Gualtieri dicono noi invece ci saremo. Dopo 10 anni la manifestazione non avrà più il sostegno della Regione Lazio, guidata adesso dalla destra. Nel mirino il riferimento alla maternità surrogata. Fratelli d'Italia parla di atto dovuto, ma per i giovani di Forza Italia il ritiro è un errore. La sinistra parla di deriva omofoba, mentre il Movimento 5 Stelle tace. E poi qui vediamo appunto un'immagine del Roma Pride che quest'anno non sarà patrocinato dalla Regione. E poi, sempre a proposito di diritti, Twitter anti-LGBTQ, Musk sempre più idolo dell'ultradestra statunitense. Il tycoon ormai è il guru digitale degli ambienti più conservatori. Sostiene De Santis e contro Biden ospita Robert Kennedy. Il social sdogana un docufilm antitrans che era stato censurato. Questo è interessante perché fa capire che appunto il guru di Twitter e di mille altre cose e sta con i repubblicani sostanzialmente. Sì. Andiamo al Messaggero. Allora, torniamo a parlare di smart working, di lavoro agile, che resta solo per i fragili. Il governo pronto alla proroga fino a dicembre. Il nodo dei costi per coprire gli insegnanti. C'è un'intervista al ministro Zangrillo della pubblica amministrazione. Pandemia finita, inutile confermarlo per i genitori di under 14. E poi ancora ecco la partenza dei BTP Valore, che è stata una partenza record. Infatti c'è stato un investimento da parte delle famiglie che ha già toccato i 5 miliardi quasi e mezzo, superata la raccolta dei titoli Italia. Possiamo leggere: esordio record per BTP Valore, il titolo di Stato a tassi crescenti riservato alle famiglie che investono. Ieri, il primo giorno di collocamento, appunto, ha raccolto sottoscrizioni per 5,4 miliardi. Il collocamento proseguirà poi fino a venerdì. Lasciamo l'economia, invece parliamo di scuola, già 50.000 docenti tutor per evitare la dispersione scolastica, l'abbandono scolastico. Il ministro Valditara dice più adesioni del previsto. Benissimo, grazie Emanuela. Tra poco c'è il meteo, quindi se dovete uscire preparatevi, mi sa che piove, non lo so, vediamo. Ci rivediamo fra pochissimo, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì tempo in parziale miglioramento sulla nostra penisola, ritornano ampi spazi di cielo sereno, specie sul nord-ovest e sul versante tirrenico. Ancora contesto molto variabile con qualche possibile fenomeno che interesserà l'estremo nord-est e la dorsale appenninica, fenomeni che potranno essere anche in sconfinamento sul versante adriatico. Tempo a tratti instabile già dal mattino sulla Sicilia, con fenomeni localmente anche a carattere temporalesco, specie sui settori interni. Conseguente calo termico
Adriatico con valori massimi compresi tra i 20 e i 25 gradi, qualche grado in meno sui settori interni. Nel corso della giornata di mercoledì tempo ancora variabile, tempo però in parziale miglioramento, ritornerà infatti qualche schiarita anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare i settori interni e i settori settentrionali della regione. Le temperature saranno in lieve ripresa di qualche grado con punte che potranno anche raggiungere i 26-27 gradi nelle ore centrali del giorno, ma per ulteriori dettagli ed approfondimenti vi rimando all'app gratuita di Trebi Meteo. Eccoci qua, 8:01, buongiorno Sicilia, abbiamo due ospiti, benvenuti. Anna Labruna, la conosciamo, del coordinamento dei comitati del centro storico di Catania, e Dario Pistorio, che è presidente di Confcommercio. Siamo qui per parlare con voi della movida Spaccatimpani. Ora, la movida ha purtroppo vari aspetti, ne abbiamo appena parlato, ci sono anche episodi di violenza, quello di Palermo di ieri, ne abbiamo diffusamente parlato ieri, anche poco fa, è un episodio grave, non è l'unico purtroppo e temiamo non sarà neanche l'ultimo. Però la media costante delle movide è un'altra, è vero signora? Qual è? La media costante delle movide è ovviamente l'insostenibilità ambientale, e volevo richiamare questa sentenza recentissima della Cassazione, che penso segnerà un punto di svolta storico, intanto per i centri storici. Spieghiamolo bene, vediamo, lo vuole fare lei? Anche Certo. perché è una cosa in famiglia, lei lo sa, no? Sono due fratelli che litigano. Esatto, Sembra un film due fratelli che allegro, litigano. ma non lo è. Due fratelli che litigano. Bene, penso che questa sentenza metta fine a tentativi mal riusciti di comporre, diciamo, quelle che sono le esigenze dei residenti con le esigenze dei gestori dei locali di somministrazione, i locali della movida, perché ha statuito, diciamo, in maniera chiara e incontrovertibile che gli interessi dei residenti, in particolare la tutela della quiete e della salute dei residenti, prevalgono nella maniera più assoluta sugli interessi economici delle attività di somministrazione. Allora, io voglio chiarire questo lato un po' italiano, così se mi permette, perché la cosa è serissima, però lì cos'era? Che è stato il signore che si chiama Gianfranco Paroli, e ha fatto causa con la moglie. Questo Gianfranco Paroli, il signor Paroli, che salutiamo, è il fratello dell'ex sindaco, quindi ha fatto causa a suo fratello, dicendo: questa movida qui a Brescia è troppo rumorosa. La Corte sulla prima ha vinto il ricorso e ha avuto 50.000 euro. Poi però la sentenza è stata ribaltata e glieli ha dovuti restituire con gli interessi, temo. Dopodiché adesso la sentenza a cui faceva riferimento la signora Labruna, la Corte di Cassazione ha stabilito è obbligo dei comuni e quindi delle amministrazioni tutelare la salute, compresi i timpani delle persone, e infatti ha deciso nuovo processo per un risarcimento adeguato. Esatto. E quindi la vicenda in famiglia si è risolta anche così. Quella è la mia mano, questa qua. Vabbè, prego. Ha stabilito varie cose la sentenza della Cassazione, e cioè dire, intanto la competenza del giudice ordinario era contestata, questa, in tutte le azioni che hanno promosso i residenti, compresi noi residenti di Catania, abbiamo promosso un'azione. A Catania com'è la situazione? La situazione non è assolutamente piacevole, lo sappiamo, il degrado aumenta di giorno in giorno, è inarrestabile, complice anche la questione della Bolkestein, della liberalizzazione. Guardi quelle immagini che sono lì un po'. Esatto. Lei le vede quante volte? Una volta? Guardi, le dirò, questo video è stato girato proprio da un residente di via Pulvirenti, quindi voglio dire, le conosciamo molto bene. Sì. Quindi, Gian Pistorio ci guarda silente, ma con l'aria, come dire, un po' come i sottecchi, dicendo: ma insomma non esageriamo adesso, perché lui rappresenta Confcommercio, quindi rappresenta un po' i gestori di quell'area. Partiamo dalla genesi.
devo dare un po' ragione anche ai residenti su un discorso. C'è un agglomerato ormai veramente grosso di pubblici esercizi, perciò c'è stata una deregulation dei pubblici esercizi. Vero che la Bolkestein dà la libertà ad aprire, ma vero è che anche la stessa Bolkestein, in casi come ci sono stati sia in Sicilia che comunque a livello nazionale, si è messo un blocco al rilascio delle licenze. Vabbè, non la facciamo troppo lunga, Allora, perché poi dobbiamo qual è il arrivare al problema? punto. Il succo. Il succo qual è? Che oggi è reale la problematica, ma si deve andare ad ora riorganizzare tutto il centro storico. Sì, che non è... si sta rivolgendo a Trentino, al sindaco Trentino. Certo, ormai al Che nostro... deve fare il sindaco? Intanto fare vedere come e se sono autorizzati questi pubblici Guardate che esercizi. belle queste immagini, sono colorate, un po' rumorose. Vedere ma... se sono realmente questi pubblici esercizi autorizzati. Due, poi ci sono locali e locali, perciò non si può fare una generalizzazione. Sì. Ad esempio, ci sono dei determinati locali che vendono alcol a basso costo anche ai ragazzini, sì. E tutto ciò noi addirittura andiamo contro e diciamo non è possibile questo. Signora, queste immagini a dove si riferivano? Che strade erano quelle lì? I fuochi d'artificio o la rissa? Si scelga. Ecco. Allora, qua dove siamo? Qua con i motorini, si è fermata l'immagine e poi ne vedremo altri. Beh, comunque, però qua c'è una novità, la novità è questa sentenza della Corte di Cassazione. Allora, qui attenzione, perché voi avete intenzione di fare cause? Noi abbiamo già fatto la causa, la causa è già in corso, avremo una prossima udienza alla fine del 2023 e la questione sollevata dalla sentenza più grossa è la seguente, cioè la responsabilità delle amministrazioni locali nella gestione della movida, una responsabilità esclusiva, quindi non ci sono possibilità di rimandi, di tirare in ballo. Pistorio può tirare un sospiro di sollievo, dice non è che allora, non ce la naturalmente chi fa attività... Prima Catania non ce l'aveva, l'amministrazione aveva qualche problema. Ecco, adesso voi pensate di fare questa causa al comune, è così? Sì, l'abbiamo già fatta, ripeto, perché questa responsabilità sancita dalla sentenza della Corte di Cassazione comporta due conseguenze molto pesanti per l'amministrazione, e cioè dire intanto far cessare il facere latino, cioè far cessare immediatamente con penalità questi simpatici fuochi. Esatto, questi è una delle caratteristiche ormai frequentissimi. Sono frequenti questi? Assolutamente, ogni sera si festeggiano dei compleanni. I compleanni e quindi si sparano i fuochi. È un modo allegro per festeggiare. Senza nessuna autorizzazione. Perché no? In mezzo ai passanti, in mezzo alle auto. Ma sì. Seconda cosa che diceva? Quindi dicevo, intanto far cessare immediatamente e ogni giorno di ritardo comporta delle penalità pecuniarie e l'altro i risarcimenti. Guardi che i risarcimenti sono parametrati su quella che è l'invalidità non permanente, sulle tabelle che in tribunale si usano per risarcire le invalidità non temporanee, diciamo. Caspita. E prevedono, nel caso specifico della Movida, circa 13.000 euro annue per residente. A persona? A persona. Quindi, fatto un le casse del comune andranno in... Quindi voglio dire, una spada di Damocle bella forte. Però dobbiamo dire una cosa, il nostro centro storico è un contenitore dove naturalmente arrivano turisti, arrivano oltre naturalmente la gente che noi abbiamo visto che scorrazza con i motori. Allora si devono ristabilire le regole. Secondo me il quieto vivere comunque in ogni caso di un'attività commerciale, di un pubblico esercizio, fa anche sì che diventa il salotto della nostra città. Perciò tutto deve stare in equilibrio. È normale che
attività in quella maniera, i fuochi eccetera, non possono sicuramente coesistere con un andare regolare di un'attività dei gestori, perché ci sono dei gestori che lavorano tranquillamente, serenamente. Ma non c'è il minimo dubbio. Perciò, ecco, questo, non generalizziamo, io dico sempre. Questo è quello che, giustamente, dal punto di vista degli esercenti, diceva mica se siamo noi che mettiamo i fuochi d'artificio per i compleanni. Però, signora, volevo dirle questo, alla Bruna, abbiamo sentito anche a Palermo, dicono spesso le amministrazioni, però abbiamo troppo pochi controlli, cioè non abbiamo i mezzi, gli uomini o le donne per fare i controlli. Allora, questa è una questione che abbiamo trattato tante volte con le varie amministrazioni che si sono succedute. Naturalmente c'è sempre questi vincoli di bilancio, le risorse diciamo, per la polizia municipale sono quelle che sono, però la questione va anche affrontata diversamente. Adesso abbiamo risorse PNRR, si può dotare il centro storico di tecnologie intelligenti, il controllo della movida si può fare smart, cioè si può fare da remoto, quindi non è necessario. Ma facciamo degli esempi, cioè che vuol dire? Smart, remoto, che vuol dire? Glielo dico subito, abbiamo i controlli delle emissioni sono musicali, dei rumori, controlli da remoto, cioè ci sono degli apparecchi che consentono di registrare e di mandare dei segnali ad una centrale. Quindi abbiamo il controllo antropico, cioè quando l'assembramento è esagerato in una strada arrivano dei segnali e quindi si può intervenire, con le forze dell'ordine nei casi necessari, puntuali. Cioè l'intervento fisico di una pattuglia avviene nei momenti, diciamo, essenziali. Sì. Poi io vorrei richiamare un'altra questione ed è quella dell'inquinamento acustico, perché tutta la sentenza della Cassazione ruota intorno al disturbo da rumore e al danno alla salute che questo comporta. Guardi, l'inquinamento da rumore è di due tipi. Uno, e questo rimanda alle responsabilità dei gestori, la emissione musicale. In centro storico si fa musica amplificata, cioè ci sono le discoteche. Ci vorrebbe la scia da discoteca, non la scia per l'esercizio. Le do ragione in alcuni casi, però in altri, come diceva la signora, il problema è che già il rumore di sottofondo superano i decibel che sono più della discoteca. Della discoteca. Sì. Perché, come dice, l'agglomerato di persone fa questo. Ma come fai a evitare l'agglomerato di persone? Cioè, che cosa gli dici? Blocchiamo le persone all'ingresso della città? Possiamo rispondere a questa questione. Allora, il rumore antropico, detto anche rumore di fondo, no? È ovviamente una fonte di disturbo, è legato all'assembramento. L'assembramento è legato alla concentrazione eccessiva di locali in determinate aree del centro storico. Esistono ormai, il problema è questo. C'è la famosa parolina delocalizziamo, cioè incentiviamo per chi vuol fare la musica amplificata da discoteca. Vada nelle aree deputate a farlo, non in centro storico. No, senza dubbio. Togliamo la musica, ma rimangono questi esercizi, non li puoi, tra virgolette, far chiudere perché allora, se sono nelle regole. Intervengono altre regole, quali ad esempio il consumo di alcol, cioè se noi mettiamo i prezzi adeguati, cioè questa politica di alcol a bassissimo prezzo è un disastro per i centri storici. Allora, il problema qual è? Il problema reale sta sul concentramento, quello che ho detto prima. Purtroppo c'è stata un'apertura totale, anche perché lei lo sa come vengono rilasciate oggi le licenze? Certo che lo so. Online, io mi voglio aprire un piccolo buco, online, trasmetto e già sono aperto 24 ore e posso aprire. Non c'è nessun controllo, non c'è cosa. Perciò io le dico che purtroppo si devono rimodulare questi sistemi su delle forze commissioni. Mi scusi, ma sono già rimodulati. Cioè, nell'ambito del... Ancora oggi possiamo aprire al centro storico quando vogliamo. Però, perché lì c'è la responsabilità dell'amministrazione, perché la Bolkestein e la ricezione che se ne è fatta nel nostro ordinamento prevede dei paletti ben precisi. Quando ci sono situazioni di insostenibilità ambientale, il sindaco può, con le ordinanze, ma non è stato fatto, con le ordinanze urgenti,
E questa è io sto la dicendo, Cassazione si è mossa. tutte le amministrazioni che si sono succedute, oggi abbiamo un avvocato che è anche a guida, diciamo, del nostro comune, ma tutte le varie amministrazioni hanno tranquillamente e mai messo un paletto, mettiamo Aci Castello e Aci Trezza, non si può non più sono aprire, presenti, non si non si può aprire un pubblico esercizio perché hanno dato un blocco alle licenze, perciò questo è il primo passo che secondo me esiste, perciò ma guardi, il problema è che non si possono chiudere. Ci sono state certo. amministrazioni comunali nel 2012, Stancanelli mise il blocco alle licenze, perché è chiaro che sono dei provvedimenti, diciamo, eccezionali, ma che devono... Blocco alle licenze significa quelle che ci sono, ma non puoi aprire nuove. Per un periodo, non solo, ma noi abbiamo avuto nel dibattito preelettorale molti incontri con i candidati sindaci e abbiamo chiesto al primo punto la programmazione commerciale e urbanistica. Si deve fare questo esercizio. Chiederete un incontro al sindaco prima che si svolga la causa? Lo sa cosa propongo io invece? Una commissione costante dove ci sono i residenti e naturalmente noi commercianti, in maniera tale che si verificano costantemente tutto quello che succede dentro quest'area. Come no, li abbiamo chiesti. Siamo d'accordo, I tavoli di concertazione. Quindi questa commissione, l'incontro con l'amministrazione, naturalmente... Col futuro anche assessore alle attività produttive, che non sapremo chi sarà. La giunta ancora informazione. Se dovesse esserci la causa, voi che posizione prenderete? Siete neutrali? Dipende che cosa e come, perché come ho detto io, ci sono anche esercizi che fanno somministrazione di alcol a basso costo, io dico sono contro. Bene. Perciò, questo è molto importante. E sono a favore perciò dei residenti. Aggiornateci quindi sia sulla questione dei rapporti con la nuova amministrazione, è arrivata ieri, dobbiamo dare i tempi, e poi per quanto riguarda invece la causa sulla quale la Corte di Cassazione è stata, come dire, una spada di Damocle. Perfetta. Vedremo se altre città seguiranno l'esempio. Ce ne sono tante già. Ce ne sono tantissime. Cause avviate, diciamo, ancora al primo grado, ce ne sono tante. Oltre Torino, i comuni dovranno Caserta, quindi voi Catania. prevedete una come si dice, ridimensionamento delle movide? Sì. Vedremo. Grazie molte per essere state con noi. Facciamo una breve pausa e poi ci occuperemo ancora di donne che hanno successo nel lavoro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, un'altra nostra ospite, Matilde Cifali del terziario Donne di Confcommercio Catania. Perché? Perché, come intitolava il quotidiano La Sicilia ieri, il potere è donna. 741 imprese italiane con ai vertici donne, appunto al femminile, e il record, indovinate un po' chi ce l'ha? La Sicilia, con il 27% del totale, nel terziario, quindi settore diciamo così del commercio soprattutto. Non la vedo entusiasta, Matilde, come mai? No, sicuramente, buongiorno a tutti, sicuramente è un bel podio, quindi che ben venga ogni tanto avere questo riconoscimento, specialmente in Sicilia. Questo è un segno che in Sicilia c'è tanta voglia di fare, specialmente da parte delle donne, c'è voglia di mettersi in gioco e di fare impresa. Chiaramente è un dato che bisogna depurare, bisogna studiare. Intanto la Sicilia in testa, voglio ricordare agli ascoltatori, seguita da Lazio, Calabria, Molise. Alta tanto che abbiamo un primo posto, come dire, dignitosissimo, di grande ce lo prendiamo e sicuramente facciamo magari anche da traino. Quindi comunque l'ho interrotta, mi scusi, stava dicendo? Dicevo proprio che è un dato un po' da depurare. Anzitutto si tratta dei settori appunto del terziario, dove le donne hanno magari più possibilità di spendersi. Poi però c'è sempre quel gap che parte, diciamo, da una fascia d'età dai 30 ai 40, che è proprio quella fascia in cui la donna si ferma perché decide solitamente di generare vita,
E quando poi ritorna al lavoro, magari tutte quelle posizioni apicali purtroppo sono già state conquistate, occupate, e quindi si ritorna di nuovo indietro. L'unica soluzione, chiediamo sempre aiuto al welfare, quindi aiuti come asili nido, aiuti per poter crescere i nostri figli che sono il futuro di domani. Quindi sì, bellissimo primato, un esempio importante perché, ripeto, in Sicilia c'è tanta voglia di fare. Questo è un po' quello che facciamo anche con io, presidente terziario donna, con tutto il mio gruppo di imprenditrici, è quello che cerchiamo di portare avanti, quindi dare proprio l'esempio e dire che in Sicilia basta sbarciarsi un po' e si può fare impresa. Ma lei dice, scusi, seguendo il suo ragionamento di un attimo fa, è pro tempore sta cosa, perché poi dice nel momento in cui sì, diventiamo mamme, come è giusto che sia, ci si ferma per chiaramente accudire i figli, e quando ritorniamo al nostro posto di lavoro, le nostre posizioni sono magari già state occupate, perché nella fascia dei 20 anni, e questo è un dato importante, solitamente la donna è quasi più avanti, il voto di laurea ad esempio è 2 punti percentuali avanti a quello degli uomini, quindi sostanzialmente siamo alla pari. Al momento in cui si entra nel mondo del lavoro, per capacità, per bravura, perché diciamo siamo abituate a fare la gavetta, riusciamo magari a conquistare quelle posizioni, ma c'è un momento fisiologico che solitamente va dai 30 ai 40 anni in cui la donna decide di generare vita, ci si ferma, e quando si rientra al lavoro dopo il congedo della maternità è lì che si perde quella posizione. Sì. Ma questo è legittimo, a scelta dell'imprenditore, non c'è nessuna ma questo regolamentazione? purtroppo no. Per la legge non conta assolutamente nulla. Ad oggi non c'è assolutamente una legge che tutela questo punto di vista. Noi rinunciamo allo stipendio, a parte dello stipendio se siamo impiegate, perché per la maternità si rinuncia a un tot, o se abbiamo deciso di fare impresa, chiaramente dobbiamo cercare qualcuno che ci sostituisce, e quindi rinunciamo al nostro guadagno. Mi scusi, qui entriamo su terreni delicati, ma mi permetto di chiederlo, e quindi questo può anche comportare il fatto di rinunciare E molto spesso a fare purtroppo una sì. famiglia. Molto spesso sì, tant'è che proprio l'articolo diceva anche che l'articolo della Sicilia proprio su questo potere delle donne sottolinea anche che la maggior parte delle manager non hanno figli. Ecco, questo è proprio... E non solo, ci sono altri handicap, il guadagno il guadagno è inferiore. È inferiore, tuttora. Purtroppo è tuttora inferiore. Più o meno quanto? Ma stiamo parlando di un 30% in meno. 30% in meno? Sì, perché purtroppo si rinuncia a lavorare magari full time, perché per una donna che ha famiglia si predilige un lavoro part time proprio per poter dedicare del tempo importante a quella che è la crescita dei figli, che sono il nostro futuro, e quindi bisogna fare delle rinunce, e ancora oggi poi è difficile tornare nel mondo del lavoro perché non si hanno gli aiuti adatti per poter continuare tranquillamente a lavorare. Se io mi fermo devo avere qualcuno, se mio figlio sta male devo avere qualcuno, che sia la babysitter, che siano i nonni, che per fortuna sono la nostra fonte di ricchezza, certo, in questo momento. Per fortuna, grazie al cielo. Però c'è ancora non tutti hanno questa condizione, quindi non si ha magari la possibilità di avere accesso a tutti gli asili nido. Quindi mancano queste politiche di welfare che aiutano le donne a rimanere nel mondo del lavoro. Senza voler fare polemica, però proprio gli asili nido sono, come dire, sotto la lente di ingrandimento in queste ore per il PNRR, perché si sta dicendo, vabbè, se dobbiamo rinunciare a qualcosa, rinunciamo agli asili nido, che vuoi che sia. Ma la cosa grave sarebbe rinunciare invece proprio alla maternità, perché molte donne purtroppo oggi hanno, oltre ad avere delle difficoltà, ma rinunciano volontariamente per la carriera. E capiamo bene che senza questo non c'è futuro. Voi avete un'idea di qualche, tanto per capire, metà, meno della metà, perché è crudele un po' dirlo, ma insomma, però per rendercene conto. Però se andiamo a fare un'analisi di tutte quelle donne che sono veramente ai vertici, hanno fatto delle rinunce importanti. Rinunce importanti.
Qual è la via d'uscita secondo lei? Come si può risolvere questo? Perché è bene avere carriera, fare carriera e ben Ma venga. tra l'altro ben venga, perché tutte le aziende, tra l'altro guidate da donne, hanno dei risultati molto è vero questo? importanti e superiori, quindi a volte ci si rende finalmente conto che l'apporto di una donna, che è sicuramente diverso, ma è così che deve essere, ha un contributo davvero forte per le aziende, specialmente per quelle che sono tra l'altro le aziende di famiglia, di cui la Sicilia è tipica. Sì. E nel terziario di cui stiamo parlando nel terziario in particolare. ancora di più in particolare, nel settore del turismo ci sono tantissime donne, così come nel settore dell'accudimento, proprio perché è una caratteristica tipica della donna. Quello che si dovrebbe fare è investire su quelle politiche di welfare che aiutino la donna a coniugare lavoro, famiglia. Questa è la cosa secondo me fondamentale, quindi non rinunciare necessariamente al mio stipendio, perché è chiaro che se sono un'impiegata e prendo un part time, non lo so, di 900 euro, ne devo spendere più della metà per una babysitter, è chiaro che la scelta è sto a casa e ci penso io, anche perché noi abbiamo questa, quando si prende un po' in giro, ma la donna è multitasking, ebbene sì, perché siamo abituate a dover incastrare tutto per poter lavorare, per poter accudire i figli, per poter accudire la famiglia e pensare anche alla casa. Ecco, se ci fossero degli aiuti più sostanziali da parte dello Stato, appunto tutte quelle politiche che aiutano il nucleo familiare ad andare avanti, perché oggi non può lavorare solo una persona a casa, è anche una questione di esigenza e di qualità della vita, però proprio per qualità della vita secondo me bisognerebbe investire proprio su tutte quelle politiche che aiutano la donna a lavorare e a creare il futuro, e il nostro futuro sono i nostri figli. Certo. E questo è fuori di ogni statistica, ma insomma voi avete una sensazione, come dire, di una crescita della sensibilità maschile, o siamo devo sempre dire terra terra? che quest'anno è stato l'anno delle donne, abbiamo la Presidente del Consiglio donna, che è un grande esempio. Come no? Abbiamo per esempio in Sicilia mi pare che 7 prefetti su 9 sono donne. Caspita. Quindi il dato è importante, finalmente si dà il giusto spazio, ce lo siamo conquistate lo spazio. E poi c'è tantissima voglia di fare, ad esempio come Terziario Donna noi tutti gli anni organizziamo un premio che si chiama Premio Imprese Donna, che proprio va a cercare queste realtà imprenditoriali siciliane, perché è un premio regionale, e ogni anno devo dire che troviamo la vicina della Porta Accanto che ha inventato delle cose davvero fantastiche e lo fa qua in Sicilia, quindi c'è voglia di fare impresa, c'è voglia di farla nella nostra terra. E sono un po' in tutti i settori, quali soprattutto? Ma ci sono anche settori tipicamente maschili, ci sono anche settori della robotica, c'è chi fa dei brevetti, che ha inventato una pelle vegana che deriva dagli scarti dei fichi d'India, ci sono tantissime realtà davvero sensazionali e creative in Sicilia. Quindi al di là dei settori tipici del terziario, quello è il commercio, il turismo e l'accudimento, ci sono anche donne che si specializzano sempre di più in tutte quelle materie STEM. Beh, non possiamo che essere felici di questo e complimentarci, però dobbiamo chiudere questa parte ricordando che sarebbe necessario un intervento a questo punto governativo, nazionale, no? Che riguardi un po' tutto. Nazionale, che ci aiuti a mantenere queste posizioni tanto sudate per essere conquistate. Io direi la prima cosa è che uno non deve mantenere il proprio posto di lavoro, può essere sostituito, ma poi quando rientra non dovrebbe perderlo, secondo credo anche le leggi forse. È vero, però è anche vero che dal punto di vista imprenditoriale quando manca quella figura io la devo sostituire e la sostituzione poi che faccio? La mando a casa? Quindi si apre un groviglio, è un po' complicato, però in teoria dovrebbe essere così, quello è il posto che mi sono guadagnata quando torno. Questo è uno, vorrei e l'altro è ritrovarlo. casomai non andare via invece, allora avere asili nido, avere tutti quegli aiuti che mi permettano di fare la mamma e fare anche l'imprenditrice, la lavoratrice
il lavoratore autonomo, la professionista, come Perfetto. succede solitamente, perché è anche vero che se sono una libera professionista o un imprenditore mi posso permettere di allattare mio figlio anche in azienda, cosa diversa se sono una lavoratrice. Quindi magari anche lì agevoliamo le donne che vogliono lavorare. Stimoli importantissimi questi che ci ha dato Matilde Cifali, Presidente terziario donna Confcommercio di Catania. Grazie, complimenti, Grazie a voi. buon lavoro. Adesso un sorriso insieme. State con noi, buongiorno Sicilia. Buonasera a tutti amici di Palermo e dintorni e zone limitrofe. Arriva a Montella e basta. Volevo raccontarvi alcuni episodi di posti di blocco della mia vita, che sono specializzati in posti di blocco. A me quando mi vedono mi fermano sempre. Io c'ho il documento attaccato con scotch o cruscotto. Ogni volta patente, le brette, c'era sempre un casino in damaca, ho messo tutto là, fatto la bacheca, quando mi dice documenti, tutto cosa. Fatti fotocopie. L'altra volta sono andato in discoteca, sono andato alle 3 di notte, che era tardi, come ero già tutto ubriaco, io ero sana ancora, per recuperare ho bevuto 10 gin tonic di fila, responsabilmente, che adesso si beve responsabilmente. Visto le pubblicità in televisione, Rumpampero, Bacardi, Jack Daniels, Chivas, poi alla fine si è scritto sempre bevi responsabilmente. Infatti quando sono uscito dalla discoteca mi hanno fermato un posto di blocco e responsabilmente mi hanno ritirato la patente. Lo stesso carabiniere mi ha fermato dopo 2 giorni e mi ha detto: signor Cacioppo, la patente? La patente, ve l'ho data all'alterierico, già perdissimo. Una sera ero uscito dalla discoteca, stavo rientrando a casa, da lontano vedo luci lampeggianti, boh, c'è successo qualcosa forse. Man mano che mi avvicinavo invece ho capito poi che era un posto di blocco di questi moderni. Ora fanno questi posti di blocco che c'è ambulanza, carabinieri, polizia, ti fermano, ti fanno 10-12 controlli, fanno etilometro, perquisizione, analisi del sangue, delle urine, elettrocardiogramma, radiografia. Un posto di blocco dura 1 ora e mezza, 2 ore. Se va tutto bene ti fai rilasciare un certificato e l'indomani ti puoi andare a operare. Qualche mese fa c'era mio nonno, di sabato alle 2 di notte si stava vestendo. Dico, nonno, mio nonno ha 87 anni, dico, nonno non è stenne alle 2 di notte. No, mi ha chiamato un amico e disse che c'è un posto di blocco da statale. Se riesco a farmi fermare risparmi 150 euro di ticket e 2 mesi filo all'ospedale. Quando ho visto questo posto di blocco dico, non sapevo come fare perché eravamo canalizzati, ci stavo andando incontro, quando mancavano 50 metri. Ho visto che c'era una traversa sulla destra, guarda, io giro di qua e vaffanculo, non finisce, andandomi libero. Solo che appena sono entrato mi sono accorto che era strada senza uscita. Strada era profonda 2,5 metri, mi è rimasto il culo della macchina fuori, io cercavo di stringere, di farmi piccio, di comparire, che il poliziotto era là a 50 metri che mi guardava e dice, dai, non ero cretino che vuoi scappare, dai. A questo punto ero incastrato, non potevo andare né avanti né indietro, il poliziotto stava venendo a prendermi a piedi, che faccio? E mi è venuta un'idea. Ho aperto lo sportello, mi sono messo al lato passeggero, ho abbassato il sedile e mi sdraiai. Dopo 20 secondi arriva il poliziotto, mi bussa sul finestrino, toc toc, dico, prego, mi favorisce i documenti, mi dice, chi guidava? Ho detto, che minchia ne sai? Dico, stavo dormendo, ero con un amico mio, mi disse, mi fermo che pisciare. Sono sceso alla macchina e quindi chiamavo, Ugo! Neanche ero dall'altro poliziotto, tutti e 2 poliziotti con la torcia in mezzo ai pianti cercavano, Ugo! A un certo punto uno dei poliziotti disse più o meno dove era, guardi che ha cominciato qua, poi si è spostato, stai pisciando, non è che ci vai appresso, non so dove è andato. Dice, ma lei c'è un loro amico, non giuro perché non è amico mio. Io l'ho conosciuto stasera in discoteca, io ho bevuto un po' di bicchieri, dice guida tu e torniamo a casa. Adesso noi come dovremmo fare per rintracciarlo? Dice, come dovremmo? Siete poliziotto? Prendi l'impronta digitale, il DNA, che poi mio. Dice, comunque lei eventualmente sarebbe in grado di guidare, guarda, ho bevuto un po' di bicchieri ma sono in grado, non è che sono ubriaco. No, assolutamente non esiste, ma se ha bevuto un po' di bicchiere perché si riposa un'oretta e dopo riparte. Tranquillo, mi riposo un'oretta e dopo riparte. E mi raccomando quando rintraccia tu lo faccia passare in questura. Stai tranquillo, lasciamo un biglietto. Noi siciliani siamo abituati a improvvisare, a inventare. L'altra volta ero sulla statale, mi hanno misurato la velocità col telelaser. A un certo punto esce subito un poliziotto, capaletta, si accosta e dice, signor Cacioppo, lei andava a 160. E dico, quant'è un record? Mi hanno fatto il verbale, favorisca la patente, dobbiamo togliere 5 punti. Vabbè, ho preso la patente. Io il giorno prima ero stato da McDonald's con i miei figli e mi hanno fatto cadere la Coca-Cola sopra il portafoglio. E se invece che la patente cadessero da Conad. Quando mi hanno controllato i punti della patente aveva 2800 punti. Poliziotto
Grazie. Il poliziotto dice dobbiamo togliere 10 punti, tu pigli di indovino, non ti preoccupare. Domani faccio la spesa, torno a posto. Una sera con mia moglie e mio figlio stavamo tornando a casa, a un certo punto mi fermano, trovo un posto di blocco, polizia, signor Cacioppo, documenti, tutto il regolo, dice, ha bevuto? Dice no. Vabbè, cioè, ormai che qua facciamo l'etilometro per formalità. Facciamo l'etilometro per formalità, Ho soffiato l'etilometro, ho segnato 0,80. Il poliziotto, signor Cacioppo, 0,80 ha bevuto. Guarda, io non ho bevuto, magari guasto l'etilometro. Non dico che questo è perfetto, tarato, bilanciato, collaudato, verificato. Guarda, faccia provare mia moglie. Ha soffiato mia moglie, anche mia moglie ha fatto 0,80. Il poliziotto, c'è anche la signora ha bevuto. Senti, che abbiamo fatto una cena, acqua e Coca-Cola. Faccia soffiare mio figlio. Mio figlio c'aveva 5 anni. Ha soffiato mio figlio, anche mio figlio ha fatto 0,80. E il poliziotto a questo punto è tornato indietro. Ma è strano, però evidentemente qualcosa non va nell'apparecchio. Vabbè, ci scusi per il disturbo, vado pure, che rimandiamo lo strumento di revisione. Ma che disturbo, scherziamo, anzi, vi apprezziamo, fate il vostro lavoro. Appena siamo partiti mia moglie dice, hai visto? Abbiamo fatto bene a far imbriagare pure Piccerino. Grazie. Seguito domani sera alle 21:30 un nostro ospite e siamo felicissimi di averlo con noi, Mario Venuti. Buongiorno. Grazie di essere qua con noi. Noi che ti apprezziamo dai tempi di De Novo, per noi è un motivo di particolare gioia averti qui. Mario Venuti che ha fatto tantissime cose, adesso recentemente ha pubblicato il nuovo brano che si chiama Napoli Bahia. Perché? Beh, perché ho trovato che queste due città, pur nella loro diversità, hanno alcuni punti in comune. Soprattutto sono molto identitarie per le rispettive nazioni. Dal punto di vista culturale hanno dato un marchio riconoscibilissimo all'estero. Salvador di Bahia è la culla della cultura afro-brasiliana, perché l'80% della popolazione è di origine africana, sono discendenti degli schiavi, è stata la vecchia capitale del Brasile. E, musicalmente, culturalmente, Jorge Amado è baiano, quindi tutto quel mondo fatto di magia, no? Questo realismo magico è nato lì. Napoli alla stessa maniera è per l'Italia molto identitaria. Non so, i primi esempi che vengono in mente, la canzone italiana più famosa del mondo qual è? O Sole Mio, è una canzone napoletana cantata in napoletano, il melodramma in fondo è nato lì, poi si è diffuso in Italia in varie declinazioni, milanese eccetera. La sento sottofondo? Facciamolo un po'? Produttore. Poi dopo qualche anno di pausa ho debuttato da solista nel 94. E quindi l'anno prossimo sono 30 anni di carriera solista, perché se ci mettiamo di nuovo sono altri 10, quindi sono 40 anni. Stracomplimenti! e insomma poi il percorso è stato anche abbastanza, come dire, variegato, perché io sono uno che ama un po' esplorare nuovi territori, mi annoio presto delle cose, quindi cerco sempre qualcosa che diverta prima me e penso poi di conseguenza anche il pubblico. Nelle piattaforme le cose sei presente? Certamente. E oggi sarebbe, se no sarei assente. Le piattaforme oramai sono diventate, diciamo, necessarie, quelle naturalmente della diffusione della musica, le piattaforme più note, Spotify, Deezer eccetera. Poi naturalmente sui social, addirittura da poco ho aperto anche un profilo TikTok, naturalmente non lo gestisco io, però serve comunque per diffondere dei contenuti. Si mettono delle canzoni. Non vado a fare i balletti, no, tranquilli. Ci vanno pure i politici a TikTok. Lo so, oramai. Vabbè, ma è un mezzo come un altro, in fondo è un contenitore, è importante che i contenuti che si mettono dentro, quella è la differenza. Uno come te poi naturalmente si può permettere questo e altro. Che progetti hai in questa stagione, in questo periodo? Naturalmente quando arriverà l'estate, non si sa. Dovrà arrivare prima o poi. Sì, mi sto già preparando per i concerti, con proposte anche lì abbastanza variegate. Ci sono vari progetti in ballo, alcuni con la mia band, con una carrellata insomma di successi della mia storia, poi alcune cose
interessanti, una partecipazione con dei jazzisti. Domenica scorsa abbiamo fatto un bellissimo progetto Sicilia Canto della Madre Terra con i Lautari, Rita Botto, Alfio Antico, altri artisti, facendo una commistione di musica folk e sinfonica, quindi con l'orchestra del Teatro Massimo Bellini, un progetto molto interessante che stiamo replicando. E lo ripeterete questo? Ci sarà qualche altra data. Sì, è un bel carrozzone, non mi ricordo la data. Io ho qua un elenco bellissimo. Se posso, allora, Vittoria 4 giugno, Bedizzole Brescia 23, Verona 24, Catania 30 giugno, caspita, 27 luglio Chiaramonte Gulfi, 28 Santa Venerina, poi Peschici in Puglia 13 agosto, Alghero ovviamente conosciutissima, e Vieste 7 settembre. C'è un sacco da Sì, ma ancora nel calendario è in aggiornamento. Fieri, ancora in aggiornamento. Ma fantastico, complimenti. Grazie. Questo non dipende da me, ma devo dire l'anno scorso non ho presentato una canzone, però puoi immaginare che Sanremo è sempre una passerella ambita da tutti. Quando sarà il momento? Benissimo, tanti auguri, complimenti, grazie per essere stato con Mario Venuti. Tra poco ti riascolteremo in chiusura di programma. Intanto Manuela, se tu vuoi accennare un paio di quotidiani. Sì, c'era una notizia che riguarda i giovani. I giovani sarebbero schiavi di cibo e social. Mi riallaccio a una Ma va? sì, a una frase che ha detto lui, perché i social li usiamo tutti, bisogna vedere che contenuti però noi preferiamo curare. E infatti le ragioni per quanto riguarda questo allarme rivolto ai genitori, dovremmo preoccuparci non tanto di quante ore i figli trascorrono sul web, ma che cosa ci fanno. Giusto, saggio suggerimento, facciamo una breve pausa e poi torneremo insieme. Buongiorno Sicilia, state con noi. Allora, sono le 8:47, siamo a Buongiorno Sicilia con Emanuela Corsi. Adesso torniamo su quel quotidiano di poco fa, che abbiamo interrotto un po' velocemente per colpa mia, ma che era con un articolo molto interessante. Cos'era, il Corriere? Il Corriere della Sera, che appunto parla di questo allarme della generazione Z, cibo e social, giovani schiavi. Lo studio è dell'Istituto Superiore di Sanità, 2 milioni a rischio di dipendenze. Caspita. Intervistati 8.700 studenti tra gli 11 e i 17 anni, crescono ansie, depressioni e isolamento. Gli esperti dicono ai genitori: parlate con i ragazzi. E questo che hai sottolineato con l'ultima riga è, credo, un messaggio che è importantissimo, parlare con questi ragazzi, che poi ci meravigliamo di tutte le cose strane che capitano. Vediamo un po' quelle vignette lì. Quali sono le dipendenze comportamentali? Allora, intanto sono social media addiction, quindi una frequentazione compulsiva dei canali social. Poi c'è food addiction, cioè assunzione incontrollata di cibi ricchi di zuccheri oppure grassi. Poi social challenge, questo è molto preoccupante perché sono sfide tra utenti della rete, anche pericolose, che vengono filmate. Poi c'è il morphing, che è la modifica. Non lo sapevo, che è? La modifica della propria immagine tramite delle app. Sì. Cioè a volte le persone non sono poi quelle che sono in realtà. Io sono contrario persino ai filtri, figurati il morphing. Poi internet gaming disorder, partecipazione compulsiva a videogiochi online. Poi c'è il sexting, che conosciamo bene, l'invio o ricezione di messaggi, video e foto personali a sfondo erotico. E talvolta molto spesso diventano, come dire, nocivi, fortemente nocivi. Poi c'è il doxing, diffusione online di foto, video o altri dati di una persona per fini spiacevoli. E poi c'è l'ikikomori, che è l'autoreclusione nella propria camera per periodi prolungati. Questo soprattutto i ragazzini che magari vengono assorbiti totalmente dalla vita nel web, si chiudono in camera e non vogliono fare più niente. E quindi dovremmo preoccuparci, cosa dice lì sul lato destro? Dovremmo preoccuparci? Non tanto di quante ore i ragazzi trascorrono sul web, ma di cosa ci fanno. Insomma, ci vuole più controllo da parte dei genitori. Questo è l'appello assolutamente importante per tutti. Tutti abbiamo il nostro da fare, la nostra vita complicata, eccetera, eccetera, però
non dobbiamo stare tranquilli quando quelli se ne stanno per i fatti loro, è il contrario, tante volte dire fammi vedere un po' che Purtroppo succede. troppo spesso si danno i cellulari ai bambini, ai ragazzini, per tenerli buoni, diciamo che è un po' ormai una pratica, però questi sono i rischi, ecco. I ragazzini dovrebbero giocare, dovrebbero sviluppare altre cose, ecco, magari socializzare quelle più Dovrebbero importanti. fare i bambini o i ragazzini e invece fanno dell'altro. Va bene, sono le 8:51, accadde oggi, 6 giugno, come oggi del 1906 nasceva l'attore e doppiatore Paolo Stoppa. Nel 1925 fondata la Chrysler Corporation, la famosa Chrysler. 6 giugno del 1933 a Camden, nel New Jersey, apre il primo drive-in, pensate, nel 1933. Nel 1937 a Cremona nasceva il produttore, conduttore e autore televisivo Vittorio Salvetti, il padre del Festival Bar, famosissimo. 6 giugno 1944 all'alba, 6 giugno 1944 comincia il D-Day, cioè una delle più importanti e decisive azioni militari della Seconda Guerra Mondiale, lo sbarco degli alleati in Normandia, ci hanno fatto decine di film, D-Day, Operazione Overlord. Pensate che c'erano 850.000 uomini e 150.000 veicoli, è il più grande sbarco che sia mai avvenuto nella storia. Il 6 giugno del 1946 viene fondata la NBA, cioè la National Basketball Association, basketball. 51 a Berlino si inaugura la prima Berlinare. Il 6 giugno del 63 ad Arezzo nasce il compositore e musicista Fabrizio Barbacci, che ha collaborato con i Negrita, con Ligabue, non è forse notissimo, però è uno che ha un ruolo importante. 6 giugno del 67 a New Haven, nel Connecticut, nasce l'attore di chiare origini italiane, Paul Giamatti, che è un caratterista simpaticissimo e bravissimo. 6 giugno del 84 in Unione Sovietica viene distribuita la prima versione di Tetris, quindi Tetris nasce là, pensate, non l'avrei mai detto. 6 giugno del 93 a Caltanissetta nasce la modella ed ex Miss Universo 2020, sarebbe diventata Miss Universo 2020, Viviana Vizzini. Ma io non la conosciamo purtroppo, dovremmo invitarla, lo dico agli autori, invitiamola. 6 giugno del 2000 a Chiavenna Sondrio la suora Sor Maria Laura Mainetti purtroppo viene martirizzata, pensate, da 3 sataniste, orrori che capitano ancora certe volte nei nostri giorni. Oggi abbiamo avuto ospite poco fa Mario Venuti, vi lasciamo con il suo ultimo singolo che ci sembra già energetico e bellissimo, ma come sempre ricco di contenuti, Bahia. Napoli, Bahia. Mario Venuti, grazie per essere stati con noi, a domani, buona giornata. Buongiorno.